Dopo la visita a Concordia Sagittaria, il ministro Renato Brunetta ha partecipato alla presentazione della lista del PDL che va ad appoggiare il candidato sindaco di Portogruaro Angelo Tabaro. Presentazione che si è svolta all'antico Spessotto di Portogruaro e abbiamo il nostro Rosario Padovano che ci ha realizzato il servizio dalla nostra redazione del Veneto. Pieno di folla all'antico Spessotto di Portogruaro alla presentazione della lista del Popolo della Libertà che appoggerà Angelo Tabaro, candidato sindaco per il comune di Portogruaro alle prossime amministrative. C'era, dopo la visita a Concordia Sagittaria in appoggio al candidato David Guarin, il ministro della funzione pubblica Renato Brunetta. Il ministro Brunetta ha tessuto gli elogi ad Angelo Tabaro, ricordando anche un precedente incontro avvenuto a Londra un paio di mesi fa, in occasione dell'inaugurazione della mostra sul Palladio. Il ministro Brunetta ha poi ricordato la sfida sua e degli italiani onesti al rinnovamento della pubblica amministrazione, soffermandosi anche su un altro punto molto attuale, l'importanza della decisione di Maroni che, interpretando le direttive del governo, chiede rigore nell'impedire nuovi sbarchi di clandestini in territorio italiano. Brunetta, molto applaudito anche per quanto riferito in questa materia, ha definito Tabaro l'uomo giusto in grado di rinnovare il modo di fare politica a Portogruaro.